Cari amici, ben ritrovati in una nuova puntata di Eventi al Territorio. Quest'oggi espatriamo in provincia di Belluno, siamo a Valle di Cadore e siamo a una bellissima manifestazione che si chiama Viaggio nel Tempo. E raccontaci un attimino questi 2 bellissimi giorni qui in questo bellissimo paese. Niente, noi cerchiamo di rievocare i vecchi mestieri e addobbiamo tutte le cantine come una volta e praticamente abbiamo un riscontro grandissimo perché la gente apprezza il nostro lavoro che facciamo, meticoloso, e ci mettiamo proprio il cuore a fare questa cosa qua. Abbiamo visto tantissime location trasformate veramente in un tuffo nel passato, un lavoro certosino dietro. È un lavoro che sono 2 mesi che stiamo dietro queste cose qua, perché abbiamo addobbato 34 cantine, 34 cantine e poi lungo la strada ci sono tutti i mestieri che facevano un tempo, insomma, ecco, ci sono gli squadradori, c'è chi lavora la lana, ci sono gli scultori, ci sono i pittori, ci sono i ragazzi che fanno il miele, insomma di tutto e di più, bisogna proprio venire a visitarci. Sì, abbiamo cominciato una decina d'anni fa, forse anche di più, sì, e abbiamo cominciato mettendo insieme un po' di disegni, ma non ne avevamo molti. Poi un appassionato di Cortina, il famoso Evaldo Gaspari, che ha scritto un libro sulla Ferrovia delle Dolomiti molto, molto interessante e molto documentato, collezionista di tutto il materiale della Ferrovia delle Dolomiti, ha raccolto alcuni disegni e ce li ha gentilmente prestati. Da quei disegni, soprattutto a Elio, così abbiamo estrapolato i disegni, diciamo, costruttivi per fare questi modelli, insomma. Ma adesso la domanda principale è: quanto tempo ci avete messo per realizzare questo capolavoro? 4 anni. 5 anni. 5 anni. Per metterlo, diciamo, per provarlo, per vedere se funziona. Dopo però ci sono voluti qualche anno di lavoro per metterlo a punto, nel senso di regolare tutto l'insieme, insomma. E diciamo che è ancora da terminare, ancora in fieri, perché stiamo ancora lavorandoci con alcune aggiunte. Come stare fuori dal tempo, quando fuori è mattina presto, tra un po' la gente. Noi ti ringraziamo tantissimo per averci ospitato qui oggi. Questa volta la puntata, ormai l'edizione è finita, però invitiamo tutti i telespettatori per il prossimo anno. Ci merita, grazie mille. Grazie a tutti, Eventi al Territorio, vi do appuntamento alla prossima puntata.